Eder. Mech. Pallister. La narrazione di questa vicenda tende a deragliare frequentemente. In questi giorni si parla sui social e non solo di due faccende facilmente verificabili. 1. Gabriella si lamenta a gran voce del fatto che la sua mail denuncia di scomparsa del pomeriggio del 14 dicembre 2021 non abbia avuto esito, non sia stata protocollata, non abbia ricevuto risposta. È stata semplicemente spedita a un indirizzo inesistente. Quello corretto è upsquest.ts@poliziadistato.it. Sarebbe stato molto più simpatico e indizio di trasparenza che la signora Micheli avesse mostrato anche la mail di risposta da indirizzo inesistente. Gusterò, se vorrai pubblicare questa mail, le risposte sulla tua pagina. È sempre un tripudio di creatività quella di chi cerca di difendere alcuni indifendibili. 2. Povera Lilly, era talmente mite e buona che le tocca anche da lassù vedersi privare di una delle sue vere passioni, la Formula 1. Tutti a sproloquiare e a inventarsi complotti su quella ricerca sul Samsung. Bastava andare sul suo profilo Facebook e scoprire che tra i pochi argomenti di suo interesse e like, verificate, scorrete, verificate, c'era proprio la pagina che aggiorna puntualmente sulle gare di Formula 1. In sostanza Gabriella manda la mail non a questo indirizzo che è quello corretto, ma a questo indirizzo che a quanto pare non esisterebbe. Ovviamente un piccolo errore, ma che pregiudica la ricezione della stessa. Sebastiano ha un alibi perfetto fino alle 8:14 quando viene ripreso da una telecamera, poi ha un alibi dubbio fino alle 8:30 perché transita dalla zona in cui abita, però viene anche ripreso da una telecamera di un autobus nei pressi di Via Giulia, poi ha un alibi discutibile dalle 8:30 alle 9 e infine dalle 9 alle 12 non ha più assolutamente un alibi. In seguito fa il giro con la GoPro dove ha un alibi tutto da rivedere. È tanto dolore, guarda, tanto dolore perché lei non è qui con me. Non può vedere, se n'è andata troppo presto. Voi frequentavate in particolare il Roseto? Amava tanto questo posto, sì. Hai già fornito due versioni diverse su come si è iniziata la vostra relazione. Diciamo che è iniziato quasi per gioco, così quasi per scherzo e diciamo ero attratto da questa donna molto bella, con questi suoi occhi. Parlava con gli occhi lei, ti parlava con gli occhi. Diciamo amava la vita come abbiamo vissuto insieme, proprio amando la vita. Hai già fornito due versioni su come hai chiesto ai genitori di Liliana, lei in sposa. Ci fornisce anche qui una terza? Ma guarda, il momento in cui, comunque c'era questa intenzione, ne avevamo parlato così, però ero in attesa del divorzio, cioè non proprio il divorzio perché avevamo già fatto, solo la trascrizione da Gorizia a Trieste ce n'è voluto una botta. Allora gli ho detto ogni tanto vai giù in comune e vedi se è pronto e se è pronto il primo giorno utile ci sposiamo e così l'abbiamo fatto. E tu da romanticone quale palesemente sei, ti sei anche inginocchiato. Davanti alla mamma però, la ricca maniera, e lei è rimasta molto colpita da questo. Ecco. Non voglio continuare a fare ping pong con Sebastiano, ne abbiamo parlato più di 2 anni fa, per cui lui è libero chiaramente di dire tutto quello che crede, eccetera. Non è escluso che l'inizio del loro rapporto sia stato idilliaco, io non ho mai negato. Io sono partito esclusivamente da 5, 6, 7 anni addietro, gli ultimi, che lui diceva che l'altro ieri o ieri, quando è uscito, lei gli faceva i segni con i orsacchiotti, eccetera, e questa è una fandonia enorme. I loro rapporti erano finiti da diversi anni, per non dire tanti anni. Lei rimaneva là perché era a casa sua, soprattutto, ma era fermamente intenzionata di lasciare Sebastiano prima di Natale. Avevamo già concordato data, eccetera, dove andare per il nostro primo giorno primo weekend, se vogliamo, da liberi, come vogliamo chiamarlo, insomma, per cui lui racconta tutto giusto, tutto bene fino a X anni fa, ma negli ultimi anni era finito tutto, adesso sta recitando una parte che gli si addice anche malamente. Senta.
perché lui sarebbe invece ora che ci dicesse cosa è successo a Liliana, perché lui lo sa. Per tanto tempo Sebastiano ha detto che loro non avevano mai litigato. Dopo una serie di testimonianze adesso comincia a dire che invece qualche litigio c'era stato. Come mai l'ha negato per tanto tempo? Bisogna chiederlo a lui. Io potrei immaginarlo, ma sono pensieri miei come di ognuno di noi. Lui semplicemente gli serviva, gli servirà ancora dichiarare che la loro unione era idilliaca, perché io sono entrato a gamba tesa nel loro matrimonio, il che non è vero un piffero, perché io ho conosciuto Liliana 10 anni prima di lui. Non ci siamo mai in 40 anni abbondanti persi di vista, ci siamo trovati per telefono eccetera eccetera, cioè non ci siamo mai persi di vista, appunto, l'ho dichiarato dal 15 dicembre di quell'anno. Per cui tutte le cose degli ultimi anni sono inventate, perché gli serve una Liliana che era ancora innamorata della sua vita e chissà come ha deciso di suicidarsi perché io l'ho terrorizzata per telefono. Lei non si sarebbe mai suicidata e sfido qualsiasi persona di media intelligenza, non enorme, venire qua. Ecco, hanno inscenato uno suicidio che non sta in piedi da nessuna parte. Sfido qualsiasi persona al mondo di venire qua e fare il percorso di Liliana come lei lo ha fatto. È impossibile. Una persona, ripeto, di media intelligenza ci arriva subito. Vedi, io non ho mai voluto costruirmi un alibi come ha fatto Sterpin, che lui dice che quella mattina aspettava Liliana e ha dovuto costruirsi un alibi, non lo so. Uno che aspetta a casa non si costruisce un alibi, a differenza di chi invece si inventa un giro con una GoPro che usa già da mesi. Oltretutto, tu non hai avuto bisogno di costruirti un alibi perché te l'hanno costruito in procura. L'altro giorno in una trasmissione il signor Sterpin si è permesso di fare certe affermazioni e questo dimostra solo una cosa, che lui non sa cosa vuol dire l'amore, perché quando tu ami una donna non ti permetterai mai di fare certi discorsi, devi sempre rispettarla. La mancanza di rispetto su Liliana, certi che dicono ma vogliamo la verità, questo qua, e continuano a dire cose che comunque neanche non sanno. Sei sempre un genio, Sebastiano, neanche non sanno, quindi praticamente le sanno. Perché dimmi te cosa sanno di Liliana. Io so di Liliana, la sua vita, perché lei con me in 32 anni mi ha raccontato la sua vita decine di volte, da quando era piccola all'asilo, questo, quest'altro. E qui mi fermo, perché sono segreti suoi che me li devo tenere dentro. Quello che dice lui sono frutto della sua fantasia. Guarda, il futuro della mia vita è questo, dimostrare, far vedere che persona è questo signore, capisci? Lui è un esibizionista, uno che vuole apparire per suoi motivi, per le sue cose, ma questo dimostra che lui non sa cos'è l'amore, come ho detto prima. Non ha rispetto né di uno né dell'altro, va solo a mettere le rose con la telecamera per farsi vedere, questa è la realtà. Non ho mai posato una rosa per Lilli, ne ho messe una 70 con una telecamera appresso. Le telecamere sono arrivate dopo, la rosa era già là, sempre. L'esibizionista sarà lui, io mi cavo proprio da questo, considerando che in qualche maniera non lo sono mai stato, cioè altri mi correvano dietro, non io ad altri, cioè era la televisione che mi veniva a cercare e non viceversa, per capirci. E non voglio entrare in queste polemiche con Sebastiano, si tenga le sue convinzioni, ma io posso garantire che tutto quello che ho detto tra me e Lilli corrisponde a sacrosanta verità, e io, se ho parlato fuori dalle righe in qualche occasione potrebbe essere successo, ma è stato soprattutto per dire quello che lei avrebbe voluto dire e le è stato impedito. Lei voleva pubblicizzare la nostra storia dopo il 18-19 di dicembre, quando tornavamo con tutti i parenti, con tutte le amicizie eccetera. Qualcuno glielo ha impedito.
Sebastiano sa chi è, sarebbe bello che si scaricasse la coscienza invece che far finta di cercare alibi, ok? Io non ho bisogno di alibi, non me lo sono mai cercato. Lui, 2 giorni dopo la sua scomparsa, andava in giro a dire, le ho detto diverse volte, qualche decina, io ho un alibi perfetto di quel giorno. Io non ne ho bisogno, lui lo avrebbe avuto questo bisogno, ma se l'è costruito molto male, diteglielo. Lui, l'alibi perfetto di Sebastiano del 14 è pieno di buche ed è emerso. Io non ho nessun alibi perché non mi serve. A me non servono alibi. Claudio, Sebastiano, il tuo alibi è un disastro. Questo non ne voglio parlare. Guarda, io non devo rispondere a te, alle altre trasmissioni, dei miei alibi. I miei alibi, se gli inquirenti hanno qualcosa da dire, io sono qua a disposizione, mi ha sentito tante volte. È ovvio che se l'alibi è stato costruito dagli inquirenti non te lo metteranno mai in dubbio perché metterebbero in dubbio loro stessi. A un certo punto gli inquirenti ti dissero di svuotare la coscienza e di dire tutto. È una classica formula che si usa coi sospettati, la ricordiamo anche nei confronti di zio Michele Misseri. Ho detto tutto quello che dovevo dire. Basta, non ho altro da dire. Gli hai detto che amavi Liliana? Sono cose mie, sono cose nostre. Io non devo dimostrare questo. A me non interessa dare spiegazioni a lui. Non mi interessa veramente parlare, io l'ho detto, lo ripeto ogni volta, sono perfino stufo, il suo alibi è un buco completo. Lui si è costruito un alibi che ha delle incongruenze mostruose già da subito, motivo per cui è inutile parlare di alibi. È lui che lo ha decantato nei primi giorni, lui avrà ripetuto decine di volte con tutti, io per quel giorno un alibi perfetto. Perché cavolo ti serve un alibi quando tua moglie è appena scappata di casa, secondo logica, e si è riparata da una cugina, un'amica, una qualcuno e tornerà dopodomani. Lui non l'ha cercata perché sapeva che non sarebbe tornata, punto. Questa è la verità, qualcuno glielo deve dire. Lui non ha cercato Liliana, mai, perché non serviva, sapeva che non serviva cercarla. Tutto è suggestivo qua, questa storia ha assunto dei connotati che non si sa neanche come classificare ormai, purtroppo, però tutte le indagini, tutte le iniziative, tutte conducono o partono da un posto o in un posto, sempre quello. Ecco. Lui quella mattina si è incontrato con Lilli, punto. Quello che risulta dall'autopsia, Liliana è morta per uno scompenso cardiaco acuto. Non c'è assassino che abbia modo di provocare uno scompenso cardiaco acuto senza l'intervento di qualche sostanza, qualche medicinale che non è stato trovato in sede di autopsia. Liliana è morta dallo shock, dallo spavento, per una probabile aggressione sicuramente verbale, ma i segni sul viso dicono che c'è stata anche un'aggressione fisica e non c'è scampo. Potrebbe aver litigato qualcuno che Liliana aveva deluso le sue aspettative, qualcuno che ha delle aspettative superiori a quelle reali, qualche sogno affettivo. Liliana è salita in macchina con qualcuno, se Liliana è salita in macchina con qualcuno era qualcuno che conosceva molto molto bene, se no non sarebbe salita. Se è così c'era un appuntamento, e se c'era un appuntamento dovrebbero essere tracce di con chi ha concordato questo appuntamento un giorno prima, 2 giorni prima, una settimana prima. Un puzzle che finirà senza tessere, un puzzle purtroppo che alla fine mancherà qualche tessera in ogni caso. C'è un sacco di gente che deve dire tante cose, banalmente anche Covalero sta raccontando le storie dell'orso e io immagino perché lui le buttava a sardoni, si dice in triestino, e sono caduti tutti per terra. Io sapevo tutte le persone con le quali lei ieri, oggi, domani prendeva un caffè, me lo diceva, proprio per fugare in me qualsiasi eventuale dubbio, titubanza. Tutte le volte che lei ha preso un caffè con Covalero io l'ho saputo, e invece lui non sapeva niente di noi. Fulvio Covalero passava spesso le sue giornate a bighellonare nella zona di San Giovanni, allora vedendo passare Liliana da sola si sarà chiesto ma questa dove va? Quindi non si può escludere che a un certo punto l'abbia seguita scoprendo che andava a casa di Sterpin. A quel punto per gelosia e invidia ha ritenuto utile dirlo al marito Sebastiano e probabilmente quindi Sebastiano inizialmente scopre tutto da Fulvio.
chiamiamola come vogliamo, insomma, comunque era un'amicizia, meglio non parlare. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.